ho deciso di farlo. Io mi sono candidato sindaco nell'autunno 2006, eravamo in due quando mi sono candidato sindaco, veramente a volte il confine tra incoscienza, coraggio e empatia è sempre molto sottile. Comunque io ho detto mi candido perché nel momento in cui mi candido davanti alla stampa non si può più tornare indietro, quindi è stato un po' come dire ci lanciamo, buttiamo ancora oltre l'ostacolo. Da lì abbiamo iniziato a creare un gruppo di persone omogeneo ma molto anche diciamo variegato. Del resto per me, che ero fuori da Cortina da tanto tempo, era anche stata l'occasione in cui ho potuto conoscere tante persone e le affrontate tutte senza nessun tipo di pregiudizio. Finché io faccio sempre la metafora, un po' un granellino di neve, quando inizia a scendere finché arriva alla fine una valanga. È tanto vero che poi questa campagna elettorale è anche simpatica, in cui abbiamo noleggiato un pulmino, giravamo tutti i villaggi, andavamo porta per porta a presentarci, a stringere la mano ai nostri cittadini. Abbiamo avuto un successo, diciamo, fuori da tutte le previsioni, perché oltre il 60%, un gruppo di ragazzi senza esperienza amministrativa che non avevano mai stato in comune. Evidentemente io avevo 28 anni all'epoca, evidentemente è stato un po', abbiamo raccolto sicuramente anche la volontà della nostra cittadinanza di voltare pagina. C'è certe cose che a Cortina capitavano, la gente non le voleva più vedere, pur di non vederle più ha detto diamo pur fiducia a questo gruppo di giovani, sapendo che sono inesperti, che voto sbaglieranno, che capiranno che un conto è il sogno, il programma, un conto poi è scontrarsi con la burocrazia, con la realtà, eccetera. E così è nata, insomma. Io mi sono ritrovato sindaco a 28 anni, sindaco di un comune piccolo perché abbiamo 6.000 abitanti, ma comunque con un certo prestigio e anche comunque una certa responsabilità. Tra comune e partecipate abbiamo circa 150 dipendenti, un bilancio annuale che oscilla attorno ai 30 milioni di euro, insomma evidentemente le responsabilità ci sono, e ci sono a maggior ragione quando un metro quadro vale 20.000 euro, perché potete capire cosa vuol dire una delibera a favore o contro il piano casa, cosa vuol dire un ampliamento di volume, un cambio di destinazione d'uso. Gli interessi che grattano su Cortina, nel libro lo racconto, insomma, anche con episodi specifici, sono talmente tanti, talmente forti che le pressioni e anche diciamo, il tipo di interlocutori che ci troviamo ad avere, insomma, necessitano di avere le spalle larghe e comunque una certa coerenza di comportamento.